Buongiorno da Rosolina Mare, siamo con Simona Greguoldo, autrice, tra l'altro insegnante a Torino, che ama questo nostro territorio del Delta, in particolar modo Rosolina Mare. Il 21 cosa ci sarà, Simona? Allora, buongiorno a tutti. Il 21 ci sarà la presentazione del mio secondo libro. Tra l'altro ne ho presentato uno proprio a Rosolina Mare 5 anni fa esatti. E quindi con molto piacere presenterò questo secondo. Con onore sono stata inserita nell'iniziativa Cultura d'estate in rosa, proprio che il comune di Rosolina ha dedicato alle scrittrici donne, appunto. Lo presenterò in un modo un po' particolare perché, poiché si tratta di una fiaba, ho pensato di avvalermi dello staff artistico della Verde Blu, che è davvero composto da ragazzi molto molto in gamba, e quindi tramite un musical racconteremo questa fiaba molto particolare. Ecco, ricordiamo che tu hai partecipato anche al Salone del Libro a Torino, tra l'altro abiti a Torino, quindi con successo, i tuoi libri sono conosciuti, e poi questa sinergia con musical e scrittura è importante, brava. Sì, diciamo che sono molto onorata di aver pubblicato con la Ericsson, che per noi insegnanti insomma è un fiore all'occhiello, per cui per me è stato un grande onore. E presentarlo con un musical perché il libro di fatto parla di un tema molto delicato e anche difficile che abbiamo attraversato, ma il motivo per cui l'ho scritto è quello di mandare un messaggio di speranza e di rinascita, quindi è un messaggio importante che cosa questo periodo ci ha insegnato, e non c'era modo migliore di farlo attraverso l'entusiasmo e la freschezza dei ragazzi giovani. Naturalmente non spoileriamo niente, se volete saperne di più venite il 21 in Piazzale Europa, Sì, al centro congressi. al Centro Congressi a Rosolina, quindi vedrete un musical, capirete il libro di cosa parla e conoscerete Simona, come ho avuto il piacere di conoscere io, bella persona. Grazie mille Leandro, grazie a tutti, vi aspetto.